avuto dubbi Cristian Gitani e Roberto De Soggiu, i due volontari dell'SOS Quartus Sant'Elena, partiti la scorsa settimana tramite la colonna mobile ANPAS Sardegna alla volta dell'Emilia-Romagna per supportare insieme ai tanti angeli del fango arrivati da tutta Italia le popolazioni colpite dall'alluvione del 16 maggio. Paesi distrutti, fango, disperazione. Cala il numero delle persone evacuate, ma la situazione in Emilia-Romagna, dove il maltempo continua a non dare tregua, resta allarmante. Abbiamo trovato dei paesi completamente distrutti. Adesso stiamo trovando soprattutto fango. In questo momento siamo, come vedete, in un hotel dove è veramente devastante, completamente strapiena di fango, quindi stiamo cercando di aiutare le persone e collaborare con i proprietari soprattutto. A regalare speranza e solidarietà la forza di volontà di chi, pur avendo perso tutto, non si arrende, e il gran numero di giovani e giovanissimi accorsi per dare una mano d'aiuto. Ci sono tantissimi giovani che stanno collaborando, anche se non fanno parte della protezione civile, quindi non è facile da gestire, perché comunque non hanno le attrezzature giuste, quindi i dispositivi di sicurezza, e poi comunque non hanno fatto dei corsi dove sono abilitati, però comunque sono da apprezzare perché sono tutti giovani, hanno l'età di mia figlia, li vedi con le pale. La macchina di aiuti provenienti dalla Sardegna non si ferma, è infatti prevista per domenica la partenza di altri 40 volontari e volontarie di diverse associazioni dell'isola che andranno a sostituire la prima squadra, mandando così avanti la staffetta della solidarietà.